Nelle ultime 2 settimane di novembre, più di 1 miliardo di euro abbandonerà tasche e portafogli dei contribuenti padovani per saldare varie scadenze fiscali. Se allarghiamo lo sguardo all'intera regione, poi la cifra sale a 5 miliardi. Quindi, secondo la provocazione lanciata da Confapi, in 15 giorni il Veneto pagherà il reddito di cittadinanza all'intero Sud Italia. È chiaro che non sono i soldi di oggi che andranno a pagare tutto il reddito di cittadinanza del Sud dell'anno prossimo, perché i numeri questi sono. Però è il concetto, no? Cioè, attenzione che qua c'è qualcuno che lavora e produce reddito e paga le tasse e questi soldi poi in parte verranno dati a chi non lavora e avrà un reddito senza produrre, il che è una condizione magari locale di difficoltà, ok, ma i sistemi per migliorare questa situazione di sicuro ce ne sono di diversi. Il tour de force fiscale inizia il 16 novembre, 2 settimane in cui si condensano il versamento dell'IVA per il mese di ottobre per il terzo trimestre dell'anno, quindi il versamento delle ritenute IRPEF di dipendenti e collaboratori e a seguire a conti IRPEF, IRES, IRAP e invio telematico del modello Uniemens. Non è solo un problema di pressione fiscale ma anche di adempimenti burocratici. Da noi un imprenditore medio effettua in un anno 15 versamenti, 6 in più di un tedesco, 7 in più di un inglese, 9 in più di uno svedese. IRES e IRAP sono entrambe tasse sulle aziende. Due moduli diversi, due tempi diversi. Perché non accorparle? E quindi l'IRES diventa una parte dell'IRAP e almeno c'è un adempimento solo con un conteggio solo da fare. Noi abbiamo vari periodi dell'anno nei quali si sommano sistemi per pagare tasse che hanno moduli diversi, destinatari diversi, modalità diverse e questo è davvero qualche cosa che ulteriormente rispetto alla tassazione già molto alta in Italia appesantisce il lavoro delle imprese italiane.